La prima tappa è qui in Orizia, l'acqua citosa. Lo specialista è qui. Alors ces journées d'immersion se déroulent une fois par mois. Là ça fait déjà plus d'un an maintenant qu'on les organise. Donc tous les mois on fait une sortie sur un thème précis. Voilà, aujourd'hui on est dans la région d'Oretz. On a commencé par une quinzaine d'inscrits. Notre première sortie, on a compté une quinzaine d'inscrits. Et en fait, on a depuis le début une équipe vraiment fidèle. Et à chaque fois, on a des nouveaux inscrits qui se rajoutent. Et voilà, on est arrivé à 25, 30 personnes. Et il y a des gens, oui, des gens qui viennent à toutes les journées, qui sont venus à toutes les journées depuis un an, donc, qui continuent à venir et qui sont contents parce que, justement, bon, même s'ils ne le parlent pas pendant ces journées, même s'ils ont un peu de mal, ils arrivent à le comprendre et vraiment à s'imprégner de la langue et ça leur permet de faire toujours de plus en plus de progrès. Mi face piacere di vedere che la gente si interessano alla nostra lingua, vedo gente pinzuti, cercano di imparare, è vero che non è facile, ma comunque fanno uno sforzo e si vede che questa lingua umorissimica. E con gente giustamente disassocio, cioè ringraziarli che infatti ci permettono di imparare la nostra lingua, di progressare nella nostra lingua e trovo che è comunque un bel affare. Abbiamo visto un articolo in due giornali e un uomo mi ha detto che di una bella sortita per imparare il corso. Donc siamo qui per imparare il corso, per imparare la storia di questo luogo che è Gastanic, un luogo importante per la storia della Corsica. E dunque facciamo questa giornata musica bene con questo gruppo qui, siamo due fratelli così, e per passare una bella domenica. Ça fait qu'un an que j'apprends le corse et je rêve de pouvoir parler. Je le comprends, mais je ne sais pas parler. Donc je voudrais pouvoir le parler. Et ces réunions nous permettent justement de voir le patrimoine déjà de la Corse, la végétation et tout. En Corse, je suis désolée, mais bon, ça, je ne parle pas encore. Mais c'est très intéressant et on a toujours des intervenants intéressants. Qui c'è la possibilità di sotto in terreno, dunque al di là dell'aspetto linguistico c'è di nuovo l'aspetto patrimoniale. Una lingua non va mica solo con queste parole, usa un complemento del soggetto e usa verbo, ma di nuovo con i zoologhi e con la soiente. E la soiente sono mica solo gli scolari, sono quelli che sono i corsi che la gente che campa qui, che capisce il corso, o non lo parla mica, o non lo capisce mica, tutta questa gente che sono brava, si può dire, di imparare. A tempo che tu parli, impari qualcosa, non è mica cosa di fissato, non è mica cosa di sticchito, non c'è mica libri. Il libro è qui, voilà, di gelo, di sue case, sue chiese, di patrimonio, non gira a te, vale 100 urte una sala di scuola. Montuato una lingua un po' mica vermacchiosa nei muri di una scuola, una lingua sulla che si sperdi, che la sorti, che la scappi, si può dire di l'educazione, che l'entra nella società, per entrare nella società li giocano i mezzi, un professore non basta mica. Il più bello professore di un uomo, di una mamma, di una famiglia e di un contesto fuori, di gente che parla.